La filigrana di Campoligure, con i suoi raffinatissimi intrecci di fili d'argento, gli intrecci altrettanto vertiginosi dei macramè del Tiguglio, le virtuosistiche lavorazioni in ardesia della Fontana Buona, i sontuosi damaschi di Lorsica. Il territorio della città metropolitana di Genova, come quello del resto della Liguria, le ceramiche di Albissola, il vetro di altare, è ricco di una tradizione artigianale che affonda le radici nei secoli e che ha prodotto nel tempo oggetti di qualità sopraffina, che sfiorano l'arte. E non da meno è la cultura gastronomica, che parte dalla pesca, dalle erbe del prebugiun e dalla pasta tradizionale per trasformare ingredienti semplicissimi in piatti dal gusto strepitoso. Fino al 18 ottobre la mostra Liguria in vetrina espone i preziosi tasselli di questo patrimonio di tradizioni, in gran parte ancora vive, in uno scenario di straordinaria suggestione, l'antica abbazia benedettina di San Fruttuoso di Camogli, oggi proprietà del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, un gioiello di storia e di architettura incastonato in uno scenario naturale di ineguagliabile bellezza. La mostra è promossa, oltre che dal FAI, dall'Associazione Echi di Liguria, dal Parco e dall'Area Marina Protetta di Portofino e dal Comune di Camogli. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che il FAI sta portando avanti in tutti i suoi beni, teso a valorizzare il territorio e le risorse locali. L'abbazia in questo caso diventa fulcro di un sistema di paesaggio, in questo caso la regione Liguria, e si presta ad ospitare il racconto della storia, della cultura, delle eccellenze e delle tradizioni di questa terra. La stessa piccola San Fruttuoso ha una tradizione di pesca tutta da raccontare. Tutti questi reperti ci sono stati portati direttamente dai residenti di San Fruttuoso, quindi dai pescatori di San Fruttuoso, che hanno raccolto nella memoria dei loro magazzini questi oggetti, alcuni che vengono utilizzati ancora oggi, altri invece che utilizzavano una volta per andare a pescare. Quindi le reti da pesca in fibra di cotone, e quindi le reti una volta venivano stese ad asciugare direttamente sulla facciata dell'abbazia, proprio perché i pescatori di San Fruttuoso, prima della donazione al FAI che avviene nel 1983 di San Fruttuoso, stendevano ancora le reti ad asciugare fuori dalle finestre delle loro abitazioni perché vivevano all'interno dell'abbazia. La presenza nel Medioevo dei monaci benedettini ha lasciato a San Fruttuoso tracce archeologiche nelle ceramiche, testimonianza di un artigianato ancora oggi vivo in Liguria con le maioliche del Savonese e di Altare. Queste sono ceramiche del XIII-XIV secolo, rinvenute durante gli scavi archeologici a San Fruttuoso negli anni '80. Qui è stata ricostruita quella che poteva essere la cucina e la mensa del complesso abbaziale del XIII-XIV secolo, cioè nel periodo di frequentazione dei monaci benedettini che non rimarranno a lungo a San Fruttuoso, poiché nel 1467, morto l'ultimo abate regolare, la comunità benedettina lascerà per sempre San Fruttuoso. La Liguria, come detto, è anche cultura gastronomica. Tra le produzioni poi agroalimentari non dimentichiamoci le famose paste liguri, i corzetti che venivano realizzati con appositi stampi in legno intagliato e poi le troffie con il tipico condimento del pesto, con il pesto, e le picagge o piccole lasagne, anche queste condite con il pesto, oltre naturalmente ai panzotti che venivano realizzati con ripieni utilizzando le erbe del prebugiun, cioè queste erbe spontanee che crescono anche qui sul promontorio di Portofino. L'artigianato ha nel Tiguglio e in Val Fontana Buona eccellenti tradizioni, seppure in alcuni casi purtroppo decadute, come nel caso dell'Ardesia. La sedia chiavarina è appunto una delle eccellenze della Riviera di Levante, quindi della città di Chiavari, dove ancora oggi esistono degli artigiani che realizzano a mano questo prodotto molto interessante che tra le sue caratteristiche ha proprio la leggerezza e la resistenza. Invece
per il discorso dell'Ardesia, quindi ci troviamo nella Fontana Buona, quindi dietro Chiavari e Lavagna, detta anche Pietra di Lavagna, prende il nome dalla città della riviera del Levante. Qui in mostra abbiamo un'immagine, diciamo, evocativa degli studenti di San Fruttuoso, cioè i residenti che 50 anni fa andavano a scuola alla Torre Doria, proprio perché la pietra di lavagna una volta veniva utilizzata proprio per la realizzazione delle lavagne. Anche nel settore tessile la Liguria, la provincia di Genova hanno delle tradizioni straordinarie. Sì, abbiamo ancora oggi delle grandi produzioni. Se ci spostiamo sempre nella Fontana Buona, quindi nell'entroterra di Lavagna e Chiavari, dove si produce l'Ardesia, abbiamo queste grandi lavorazioni del damasco all'Orsica. Non dimentichiamoci invece a Zoagli le produzioni delle sete e poi i merletti nelle due tipologie, quindi abbiamo il pizzo al tombolo, dove c'erano appunto le merlettaie a Rapallo, quindi ci troviamo molto vicino all'abbazia di San Fruttuoso, e ricordo che anche a San Fruttuoso, all'interno del chiostro, le abitanti di questo luogo realizzavano questi intrecci, e il macramè in questo caso è un tipo di lavorazione sempre al merletto, però realizzata senza l'utilizzo dei fusilli in legno. Nella Torre dei Doria, che svetta sopra l'incantevole baia di San Fruttuoso con una vista da togliere il fiato, è esposto il pezzo forte della mostra. Questo meraviglioso vestito femminile alle nostre spalle è un vestito antico, come sempre, o un vestito invece moderno? No, in realtà è un vestito moderno, si tratta di una ricostruzione storica dell'abito di Paolina Adorno Brignole Sale, tratto da un dipinto di Anton van Dyck esposto a Palazzo Rosso a Genova e realizzato dal gruppo di danza storica Le Grazie d'Amore, che nasce all'interno dei sestieri di Lavagna. La caratteristica è che è una ricostruzione filologica di quello che erano gli abiti tradizionali, quindi realizzato con gli stessi tessuti dell'epoca.